Ambiente, via libera dalla Regione all'istituzione della riserva di Punta Bianca. Inizia così il percorso per l'istituzione della riserva naturale di Punta Bianca e Scoglio Patella nella nostra provincia di Agrigento, a pochi passi da San Leone. Il governo Musumeci, su proposta dell'assessorato al territorio e ambiente Cordaro, ha avviato l'iter per la creazione dell'area protetta su circa 300 ettari ricadenti tra Agrigento e Palma di Montechiaro, attraverso l'inserimento nel piano regionale dei parchi e delle riserve. Abbiamo voluto dare un impulso definitivo, commenta così il presidente della regione Musumeci, alla procedura per porre sotto tutela un'altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita fatta nell'Agrigentino. L'obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile, anche se non ingessata. Per i comuni interessati sarà una nuova opportunità di sviluppo nel rispetto del paesaggio. Con questa delibera di giunta, aggiunge l'assessore all'ambiente Totò Cordaro, abbiamo posto una prima pietra per proteggere un luogo di grande valore ambientalistico, un percorso che adesso è irreversibile. Il sito, ricordiamo, era già stato identificato come area di notevole interesse pubblico nel 2001 da un decreto dell'allora assessorato regionale ai beni culturali e ambientali. I comuni di Agrigento, Palma di Montechiaro, nella primavera di quest'anno avevano anche aderito alla proposta di istituzione della riserva. In merito abbiamo sentito l'ambientalista Claudio Lombardo. Ovviamente noi raccogliamo con attenzione e soddisfazione questa presa di posizione e questa dichiarazione del governo Musumeci sulla apertura dell'iter per istituire la riserva naturale di Punta Bianca. Però certamente dopo 25 anni, voglio ricordare a me stesso che la richiesta è giacente nei polverosi cassetti dell'assessorato dal settembre del 1996, ci saremmo aspettati oggi, anche alla luce di tutte queste polemiche e prese di posizioni, la comunicazione dell'istituzione della riserva e non dell'apertura dell'iter. Comunque in ogni caso è sempre una buona cosa. Manca però l'individuazione da parte del governo del terreno alternativo per effettuare le esercitazioni militari che continuano a devastare il nostro territorio da 63 anni. Il governo Musumeci, oltre che istituire la riserva, deve trovare pure un territorio alternativo per l'esercitazione.